Ben ritrovate e ben ritrovati. In questa quarta puntata parleremo del riscaldamento standard. Mi piace pensare che questa puntata sia una specie di riassunto dei capitoli precedenti, perché di fatto nel riscaldamento standard io inserisco una prima parte, che è il riscaldamento respiratorio, e nella seconda il riscaldamento vocale. Un elemento però in più, che non abbiamo toccato fino adesso, che a molti sembrerà una stupidaggine, l'elemento fondamentale è questo. L'acqua. So che sembra una banalità, ma non sottovalutiamo l'importanza dell'acqua, di idratarci. L'idratazione è fondamentale per il cantante, soprattutto prima di scaldarsi, perché puliamo eventuali impurità e idratiamo il corpo. Una volta che abbiamo bevuto, che siamo rilassati psicologicamente, comincia il riscaldamento. Riscaldamento respiratorio. Ci prepariamo, come abbiamo detto nella puntata precedente, belli incolonnati noi stessi, ci sentiamo dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, facciamo quell'esercizio di svuotarci completamente d'aria, di riprendere quando il corpo lo vuole e di cominciare il nostro... E lo teniamo finché riusciamo, cerchiamo di portarlo ogni giorno un po' più in là, possiamo arrivare anche a 40 secondi, magari anche a 50 secondi, quando proprio sentiamo che ci fa male questa parte qua, e su questa parte qua, lo facciamo 2 volte tutto questo, iniziamo a sentire il diaframma che si risveglia. Da questa cosa, per esempio, da questo esercizio di fiato, può nascere, come abbiamo detto nella puntata precedente, il suono. E vediamo come va. Questo per quel che riguarda grandi linee il respiro. Possiamo, per esempio, anche, un'altra cosa che si può fare che è molto utile, è posizionare le dita all'altezza delle ultime costole, con i pollici rivolti verso il giù, così come sto facendo io, respirare bene. Respirando noi sentiamo tutte le costole che spingono in fuori, e quindi sia la schiena che davanti, le nostre mani dovranno allargarsi, e da qua iniziamo a fare d'accordo? O anche soltanto rilassando bene il collo e sentendo le costole che spingono ai lati e il diaframma che si sveglia. Una volta che il nostro diaframma è sveglio, mettiamo la voce. Quando arriva il momento di mettere la voce, non facciamoci prendere subito da manie di cantanti, volerla subito sentire, messa nel posto giusto, squillante al posto giusto. No, sviluppiamo invece piuttosto da subito l'orecchio interno. Non l'orecchio esterno, quello che si compiace di quanto squilla una voce in una stanza. L'orecchio interno che controlla il collo morbido, la colonna vertebrale messa bene, la postura giusta, i polmoni che si aprono, che ha un check interno al corpo e che quindi non sarà influenzato da come in questa stanza suona la mia voce, né il momento in cui io canto, da quanto urlano i miei colleghi ai lati, o da quanto suona forte l'orchestra o il pianoforte. Io canto sempre uguale con l'orecchio interno. Quindi quando ci scaldiamo, partiamo da una parte morbida della nostra voce e la percepiamo internamente. Parto da una zona medio-bassa, bassa della mia vocalità. Per esempio, potrei partire da un Mi naturale, un Re naturale, in questo spazio qui, o qui, con morbidezza. Sento la voce interna, dopo aver provato A, E, I, O, U, le varie vocali, respiro, mi metto bene in colonna, prendo una nota e inizio a sentire questo arco di suono che si scalda dietro, e ogni nota che io sento che si sta iniziando a scaldare, si sistema, mi fido e vado avanti e posso provare poi lo posso fare con la I, lo posso fare con la U, posso fare dei piccoli vocalizzi, posso per esempio
occuparmi di diverse zone, ma solo dopo che ho iniziato a sentire una comfort zone di almeno un'ottava, ok? Perché una volta che io trovo l'ottava bene, per esempio, non so, dal re al re, per esempio, ho sentito che questo suono è sistemato bene, allora da qua potrò iniziare poi a sviluppare le altre zone, gli altri registri. Perché a quel punto la voce va dove deve andare, quindi un riscaldamento morbido, tranquillo, sereno e calmo. Questo per quel che riguarda il riscaldamento standard. Poi ovviamente andremo a vedere, in base al repertorio, se devo cantare del pop, se devo cantare dell'opera, se devo cantare della musica rinascimentale. Allora a quel punto definirò l'emissione, la timbrica, il peso vocale. Alla prossima! E mi raccomando, buono studio!